Si aspettava questa vittoria? Abbiamo lavorato tantissimo per questa vittoria, il risultato dire che non era atteso, ma il popolo ci ha dato una giusta risposta. È stata una battaglia contro un gruppo ovviamente politicamente forte, ma Real Monte questa volta è tornata libera. Le priorità del suo mandato quale sarà? La prima decisione che farà? Innanzitutto inizieremo subito per la stagione estiva, perché è importante riprendere immediatamente l'amministrazione politica e dare il giusto indirizzo all'amministrazione, quindi Scala dei Turchi principalmente per la questione turistica, decoro urbano immediato perché è necessario, trasporti, tutto quello che abbiamo detto già nel programma sarà una pura e semplice realtà. La Scala dei Turchi è un nodo importante anche per il turismo non solo di Real Monte ma anche siciliano? Sì, il commissario ha già fatto un ottimo lavoro, ha riaperto la Scala dei Turchi, ha rimesso il servizio con ticket utilizzando il sistema My Scala dei Turchi, va perfezionato, faremo in modo di farlo in maniera più decorosa. Sulla miniera di Real Monte cosa c'è da dire? Tanto terreno che c'ha da parte della miniera che il comune lo rivorrebbe indietro. Allora, sull'Italcali apriremo un'interlocuzione con i proprietari, ovviamente con la famiglia Morgante, che lo capisco, e troveremo solamente una soluzione. Bravo! Il rapporto con il Consiglio Comunale? Io cercherò in tutti i consigli la collaborazione, sia che sia di maggioranza che sia di opposizione, quindi cercheremo di fare una squadra che funzioni per Real Monte. La squadra assessoriale? Adesso ci lavoreremo, intanto già abbiamo i nomi degli assessori nominati che è Giussi Vaccaro e Fiannaca, Luca Fiannaca, due menti bellissime del nostro gruppo, avete avuto modo di poterli sentire, preparatissimi, quindi poi a giorni lavoreremo anche gli per altri ce li può anticipare? Attualmente no. Il rapporto con gli alleati quale sarà? Collaborativo, io sentirò le loro istanze, cercherò di instaurare, ripeto, una collaborazione con le opposizioni, faremo in modo di lavorare per il Real Monte. Grazie. Onorevole Terrana, una vittoria dell'UDC ma anche di tutti gli alleati? È una vittoria dei realmontini perché la città lo ha votato perché può rappresentare realmente il cambiamento di questa città. Oggi ha bisogno di uomini buoni, responsabili che hanno la voglia di costruire una nuova stagione politica. Alessandro ha tutte le caratteristiche per fare decollare questa città e noi ci saremo accanto, io, l'onorevole Marchetta, tutto il gruppo che rappresentiamo saremo accanto per fare diventare questa città la prima finestra del Mediterraneo, la prima finestra per lo sviluppo socio-economico della provincia di Agrigento. Una vittoria grazie anche all'apporto degli alleati? Una vittoria grazie all'apporto di alcuni alleati, cioè non vi è dubbio, perché non si vince da solo, si vince con l'entusiasmo e Alessandro ha avuto alleati, per primo la città e più in alcune pezzi della politica. E oggi diventa sindaco e chiaramente rappresenterà tutte le forze politiche che l'hanno rappresentato, ma rappresenterà soprattutto il Real Montini.